Venerdì 3 gennaio, sono le 7:30 e 41 secondi in questo momento. Buona mattinata a tutti, ben ritrovati con Buongiorno Regione. Per gli itinerari del weekend vi proponiamo un'escursione a Segusino in provincia di Treviso, il paese dei presepi, tra i vari borghi anche uno che ricorda il Vajont. Vediamo il servizio. L'orologio fermo alle 22:38, la RAI trasmette gli ultimi minuti della partita della Coppa dei Campioni Glasgow Rangers Real Madrid. Doveva essere una sera come tante all'Hotel Post di Longarone, gli amici, gli abitanti, la gente seduta al bar, ma era un mercoledì di ottobre, il 9 ottobre 1963. Sul tavolo un giornale, l'Unità, omaggio agli articoli di Tina Merlin, sono gli attimi prima del disastro, quello del Vajont. E questa è la ricostruzione minuziosa dei momenti prima della tragedia per fermare simbolicamente il tempo. È una parte del presepio artistico di Segusino, quest'anno dedicato proprio alle 1910 vittime, ma anche ai sopravvissuti. Un minuto prima della tragedia. Non vogliamo parlare nel Natale della tragedia, quindi intesa come disastro, intesa come distruzione, ma vogliamo ricordare comunque le vittime. Ci piace farlo appunto con la semplicità della vita che c'era un minuto prima della tragedia, quando tutti erano fermi nella sala dell'Hotel Post e nessuno si aspettava che da un momento all'altro capitasse quello che purtroppo è successo. La coda lunga davanti all'entrata, circa 20.000 i visitatori qui a Segusino, zona di Valdobbiadene, provincia di Treviso, che ormai da 29 anni propone il presepio artistico, circa una decina i volontari al lavoro da fine agosto. La cosa più bella, il giorno di Natale, uno dei superstiti del Vajont è venuto a presepio e è rimasto, diciamo, commosso, si è visto ritornare indietro all'età di 9 anni quando lui ha vissuto quell'evento tragico della frana e del disastro. Merita, ogni anno merita di venire. Ho fatto una scena di Longarone un minuto prima della caduta, della tragedia e mi ha colpito quello. Ci ricorda tutti gli anni passati proprio precisi, c'è tutto. Con un servizio sul presepe di Segusino nel Trevigiano, visitabile fino al prossimo 2 di febbraio. Grazie per l'attenzione, arrivederci e buona giornata. L'orologio fermo alle 22:38, la RAI trasmette gli ultimi minuti della partita della Coppa dei Campioni Glasgow Rangers Real Madrid. Doveva essere una sera come tante. A Segusino un presepe dedicato al Vajont, lo si potrà visitare fino al 2 di febbraio. L'orologio fermo alle 22:38, la RAI trasmette gli ultimi minuti della partita della Coppa dei Campioni Glasgow Rangers Real Madrid. Boniani. Il presepe di Segusino dedicato al cinquantenario del Vajont, presepisti. Il presepe di Segusino dedicato al cinquantenario del Vajont. Presepisti appassionati si incontrano e si confrontano alla mostra di Este. L'orologio fermo alle 22:38, la RAI trasmette gli ultimi minuti della partita della Coppa dei Campioni Glasgow Rangers Real Madrid. Doveva essere una sera come tante all'Hotel Post di Longarone, gli amici, gli abitanti, la gente seduta al bar, ma era un mercoledì di ottobre, il 9 ottobre 1963. Sul tavolo un giornale, l'Unità, omaggio agli articoli di Tina Merlin, sono gli attimi prima del disastro, quello del Vajont. E questa è la ricostruzione minuziosa dei momenti prima della tragedia per fermare simbolicamente il tempo. È una parte del presepio artistico di Segusino, quest'anno dedicato proprio alle 1910 vittime, ma anche ai sopravvissuti. Un minuto prima della tragedia. Non vogliamo parlare nel Natale della tragedia, quindi intesa come disastro, intesa come distruzione, ma vogliamo ricordare comunque le vittime. Ci piace farlo appunto con la semplicità della vita che c'era un minuto prima della tragedia, quando tutti erano fermi nella sala dell'Hotel Post e nessuno si aspettava che da un momento all'altro capitasse quello che purtroppo è successo.
La coda lunga davanti all'entrata, circa 20.000 i visitatori qui a Segusino, zona di Valdobbiadene, provincia di Treviso, che ormai da 29 anni propone il presepio artistico, circa una decina i volontari al lavoro da fine agosto. La cosa più bella, il giorno di Natale, uno dei superstiti del Vajont è venuto a presepio e è rimasto, diciamo, commosso, si è visto ritornare indietro all'età di 9 anni, quando lui ha vissuto quell'evento tragico della frana e del disastro. Merita, ogni anno merita di venire. Ci ricorda tutti gli anni passati proprio precisi, c'è tutto. Un presepe per raccontare, ma anche per far riflettere la storia recente e quella passata di un territorio che si è visto trasformato dall'industrializzazione del comparto dell'occhialeria per vedersi poi abbandonare con la delocalizzazione. Il nostro gruppo è un gruppo affiatato, un gruppo che si compone di una decina di persone, come dicevamo prima. È un gruppo che comunque lavora assieme da anni, vuol dire che uno spirito sotto forte c'è. Oltre al messaggio cristiano c'è anche l'amicizia, c'è anche il legame che ci unisce, che ci fa anche divertire costruendo il presepio. Un intero itinerario dedicato ai presepi a Segusino, visitabile fino al 2 di febbraio, quelli dei bambini all'interno della chiesa parrocchiale e quelli all'aperto a Rivasecca, nella frazione montana di Megliessi, in collaborazione con la Casa del Fanciullo di Padova e la comunità di Villa San Francesco di Facen, due istituzioni che operano in favore dei più deboli. E poi ci sono i presepi internazionali, una selezione di quelli provenienti dal mondo che sono stati donati al Museo dei Sogni di Feltre. C'è il coinvolgimento del paese intero, tutto il paese si è fatto partecipe di questa iniziativa, allestendo in ogni borgo, in ogni via, in ogni contrada un bellissimo presepio, una bellissima rappresentazione della Natività.